Si intitola Smart App Acquaponica Intelligente ed è un progetto che ambisce a sviluppare un modello che verte sulla sostenibilità economica e ambientale unita alla gestione semplificata dei big data. In altre parole, una pratica culturale che unisce l'idroponica, ovvero la coltivazione di specie vegetali in assenza di suolo, e l'acquacoltura, cioè l'allevamento di organismi acquatici. L'idea di fondo è di allevare dei pesci i quali producono una sostanza nutritiva, la quale viene convertita da dei microrganismi in nitrito e successivamente in nitrato, il quale viene quindi assorbito e le piante a sua volta sono in grado di depurare l'acqua per i pesci, creando quindi un circolo chiuso che permette di allevare i pesci da una parte e coltivare le piante senza la necessità di nessun input esterno. Infatti rispetto alle colture tradizionali abbiamo un risparmio d'acqua di quasi il 90%. Un progetto sostenuto dal PSR che si avvale del sistema di monitoraggio dei parametri fondamentali attraverso sensori, database, cloud e applicazioni per smartphone. Partner dell'iniziativa, oltre alle 2 aziende dove verrà realizzato il progetto, anche l'Università di Padova, Impresa Verde Coldiretti e l'Istituto Sartor di Castelfranco Veneto. All'interno della serra del progetto Smart App troveremo una prima parte dedicata all'allevamento dei pesci, i quali forniranno quindi il nostro nutrimento per le piante, che andremo a coltivare nella seconda parte della serra, nella quale troveremo dei letti di crescita che permetteranno quindi la coltivazione di orticole e specie aromatiche utili alla preparazione dei prodotti quali zuppe e simili. Sostenibilità e sperimentazione che si concretizzano con la realizzazione di un protocollo di lavoro replicabile per altre aziende e convergerà verso un convegno finale. Un aspetto importante del progetto Smart App riguarda la sostenibilità. Infatti stiamo puntando a realizzare un sistema che sia autosufficiente sia dal punto di vista idrico grazie a dei biolaghi, elettrico grazie a un impianto fotovoltaico e termico grazie alla realizzazione di un sistema di termocompost. Verso la fine del progetto Smart App metteremo a punto anche 2 corsi di formazione in collaborazione con l'Istituto Agrario Sartor che ci permetteranno di divulgare tutte le tecniche che avremo sperimentato durante questi 3 anni. Step finale del progetto, la realizzazione di piccoli frutti e ortaggi che, una volta essiccati, possono diventare la base di prodotti trasformati.